fare, se la camera mi segue, andiamo all'interno del bar, attraversiamo la strada qui a Vaugano, andiamo a sentire se la gente ha notizia, qualcosa al riguardo. Vedo dei signori qui seduti al bar. Buonasera, eccovi qua. Avete sentito? Sembra che proprio da qua, da Vaugano, ci sono due anziani che sono affetti da coronavirus, sono stati portati al reparto di malattie infettive di Padova, due anziani che avrebbero giocato a carte con dei cittadini cinesi, probabilmente residenti qua a Vaugano. Siete preoccupati? Ma no, noi abbiamo l'alcol che ci protegge. No, non eravamo... A parte gli scherzi, è una situazione seria perché è una malattia contagiosa, si muore. Non eravamo al corrente di tutto ciò e sì, un po' mi preoccupa a sto punto. Non ho mai visto cinesi qua a giocare a carte con noi. No, magari non è questo bar, poi bisogna vedere in che zona, presumo che ce ne siano altri qui a Vaugano di bar dove magari i signori giocavano a carte. Certo che effettivamente un po' preoccupa. Sì, e non so perché non siamo stati informati di tutto ciò, tra l'altro, perché se non me lo diceva lei io non avrei saputo niente.